Allora Fabio, iniziamo questa trilogia. Ho preso il montasio di 3 tipi di stagionatura diverse e li ho cercati di accumulare in uno stesso piatto. La prima cosa che andremo a fare, andiamo a fare una fonduta. Per fare questo naturalmente ho utilizzato il montasio meno stagionato che c'è. Questo perché? Perché ho bisogno di un formaggio morbido e che comunque mi riesca a mantenere una fonduta leggermente cremosa e lo andiamo a mescolare con della panna. Ne andremo a fare una fonduta, lasciamo una parte di panna al di fuori che andremo ad aggiungere dopo. Amalgama, fuoco, in questo caso induzione abbastanza bassa, e facciamo procedere così la nostra fonduta. Andremo a fare una fonduta, la andremo a passare a un colino, gli andremo ad aggiungere l'altra panna e la metteremo all'interno del sifone. Quindi il primo elemento di questo piatto fondamentalmente è una fonduta. Quindi la seconda preparazione del montasio che noi andiamo a fare è invece fatta con l'estremo del montasio, ovvero il montasio più stagionato. Questo perché? Andiamo a fare un formaggio in pastella, ok? Una cosa molto semplice ma che secondo me rende onore a questo formaggio. L'importante è fare una pastella abbastanza fine ma che riesca a ricoprire questo formaggio in maniera da non farlo sciogliere, comunque non uscire all'interno dell'olio. Parto con una farina di grano tenero, classica, una 00, dopodiché vado ad aggiungere una bustina di zafferano per rendere tutto un po' più scorbutico in bocca. C'è anche un vostro zafferano in Friuli. Altro che ce n'è uno a Pordenone straordinario, perché come dicevi te, ricordavi il Friuli Venezia Giulia ha, lo diceva Sergio, delle nocciole straordinarie, ha dello zafferano, ovviamente quantità piccole, ma io dico sempre che piccolo è bello. Allora, 3 uova, circa 300 grammi di farina, inizio a mescolare, inizio a fare l'impasto, dopodiché inizio ad andare ad aggiungere dell'acqua frizzante abbastanza fredda, il più fredda possibile, e la vado a mettere all'interno. Ecco. Non mi servirà più andarci a mettere all'interno del lievito, perché comunque l'acqua frizzante ha già la sua parte che va a riempire, a gonfiare il nostro impasto, e allo stesso tempo la rende anche più digeribile, più leggera, più sana, e quindi molto molto buona poi al palato. Soprattutto quando si ha poi un prodotto di questo calibro all'interno è giusto non esagerare con l'esterno. Abbiamo la fonduta che stiamo facendo, abbiamo una pastella con una base zafferano ma molto molto tenue. Anche qua non c'è sale, perché il sale l'abbiamo già messo all'interno. Useremo poi un po' di erbe aromatiche per insaporire il tutto. Erbe aromatiche, Sergio mi ha lasciato le sue, l'erba cipollina che ha raccolto questa mattina, come vi ha già raccontato. Un'erba cipollina la si riconosce quando è molto buona perché è bella croccante, il suo stelo è bello tondo, bello pieno, e quindi è una erba cipollina che poi ci darà soddisfazione anche in bocca, no? Andiamola a metterla all'interno della pastella, dimentichiamocela per almeno 10 minuti e intanto andiamo a fare il secondo o terzo passaggio che sia. L'aperitivo all'italiana è riconosciuto in tutto il mondo, no? Sì. Questo cosa vuol dire? È invidiato anche in tutto il mondo. Ci invidiano la sorta di fare questo aperitivo mangiando, bevendo un qualche cosa. All'estero non funziona così, no? Allora, secondo me in un aperitivo non può mancare un simil toast. Un simil toast. Un simil toast, quindi una versione di toast naturalmente leggermente più gourmet. Prendiamo del pane da toast. Io vado a tagliare via la crosta, andiamo a prendere del pane da toast. Ho tagliato delle fette di montasio. Cosa facciamo? Prendiamo delle fette, le andiamo a mettere. Sono abbastanza spesse, voglio che ci sia il formaggio. Parate perfettamente. Dopodiché vado a prendere questo prodotto che è la trota, una trota che viene affumicata. Me ne sono innamorato per il suo gusto molto delicato, ma allo stesso tempo un gusto riconoscibile. Prendiamo queste fettine, sono già naturalmente affettate, non dobbiamo fargli null'altro se non andarle a mettere al suo interno. Allora, prima di chiuderlo, guarda, abbiamo della menta fresca, andiamo a tritarla fine, anche questa fa ancora un po' estate, no? Intanto prendiamo il toast, padella, andiamo a mettere un filo di olio extravergine di oliva e andiamo a rosolare il tutto. Qua intanto ho preso il montasio invece con una stagionatura media, l'ho tagliato a cubettoni abbastanza grossi e lo vado a lasciare per qualche istante all'interno della pastella.
Ok? Certo. Prendiamo quindi il nostro montasio che abbiamo passato nella pastella, lo passiamo nell'olio, l'olio è perfetto, ci vuole un olio molto caldo in maniera che non stia troppo il montasio, altrimenti rischia poi di fuoriuscire, e poi andremo avanti, in maniera da riuscirvelo a far assaggiare a più persone possibile. Ultima parte che andiamo a mettere all'interno del nostro aperitivo sono fragole e more. Perché fragole e more? Perché in realtà si abbinano molto bene a quello che è questo piatto. Abbiamo detto non utilizziamo sale, Qua andiamo ad utilizzare, ok, un po' di crema, non ce ne vuole molta, mi raccomando. Iniziamo a mettere anche un po' la sua frutta, fragola, appoggiamo sopra questo fritto, andiamo a decorare con qualche fiorellino, ma soprattutto con un po' di barbabietola. C'è scritto anche sulla superficie, è una innovazione della cucina di oggi, molto molto buona, ma soprattutto fanno anche molto bene. Quindi abbiamo 3 lavorazioni dello stesso formaggio che secondo me insieme fanno grande il vostro formaggio più riconosciuto. Buona serata. Buona serata a tutti. Produzione.